Amici bellini, buon martedì, visto che è mercoledì e io volevo prendermi, devo dirvi la verità, volevo prendermi un giorno di stop, di riposo perché sto spingendo molto, devo dormire meglio, devo mangiare meglio, devo imparare anche delle canzoni, però alla fine dobbiamo parlare di questa cosa e cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Allora, ragazzi miei, rompe il silenzio, finalmente, fortunatamente, la società con il tweet ufficiale, il presidente Aurelio De Laurentiis con il vicepresidente Edoardo, ma perché poi c'è da mettere sempre sta cosa, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all'allenatore Rino Gattuso. Ora, mentre si alternavano tutte le cose, Benitez è stato già contattato come DS, poi traghettatore, poi dopo l'anno prossimo un nuovo allenatore. Mazzarri, torna Mazzarri perché conosce l'ambiente, eccetera, eccetera. Sarri, perché De Laurentiis vuole il bel gioco che non ha trovato. Quell'altro, Allegri è l'allenatore giusto per, eccetera, eccetera. Una serie di cose, anche inverosimili per quanto mi riguarda. Poi nel calcio tutto può succedere, abbiamo visto Conte che va dalla Juve all'Inter, tutto può succedere veramente. Però mi è sembrato un po' sparare nel mucchio a caso e qualcosa magari poteva essere, perché conoscendo De Laurentiis è chiaro che lui ce li ha, questi scatti di insoddisfazione, eccetera, eccetera, ma di solito lui gli scatti di insoddisfazione se li fa uscire e poi comunque tende sempre a confermare gli allenatori il più a lungo possibile, anche quando si è chiuso con Benitez, con Sarri, con Mazzarri. Lui ha sempre proposto i rinnovi e sono poi stati loro che hanno preferito Mazzarri l'anno sabbatico, poi Inter. Benitez con l'offerta del Real Madrid, ciao. Sarri che si era reso conto che quel ciclo era finito e quindi Chelsea. L'unico che veramente ha fatto fuori è stato prima Donadoni e poi Ancelotti. E fa pure ridere il fatto che sono tutti pezzi importanti di Milan, no? No, qua arrivano le notifiche. Ah, iscrivetevi al canale Telegram perché lì arrivano le notifiche di tutte le cose che succedono quando vado live, le altre cose. È importante. Ancelotti, Donadoni, Gattuso, tutti cuori Milan. Quindi forse dobbiamo pure cambiare cose. Però sono anche coincidenze. Mi fa piacere il rompere il silenzio perché, come vi ho detto in questi giorni, Gattuso non è detto che sia il salvatore della patria che poi è in grado di far un lungo percorso con il Napoli e portarci un allenatore comunque giovane che sta facendo delle esperienze e degli errori li fa, è chiaro. Però è importante la chiarezza. Se tu fai chiarezza e dai per esempio fiducia totale, anche i giocatori dicono ok, se c'è la fiducia nell'allenatore e lui resta a lungo e c'è un progetto, io è meglio che mi impegno perché so che questo è l'allenatore così, altrimenti si ritorna sempre alla questione, tiriamo carpa scesa, arriva il traghettatore, facciamo un po' di orgoglio, poi dopo si ricomincia l'anno prossimo e vrim, si e cose non vanno e boh. Allora, è troppo importante mettere un puntino perché il problema è sempre quello, ragazzi, se cambiano i giocatori, cambiano gli allenatori e alla fine quando noi dobbiamo fare il passetto in avanti per fare il salto di qualità non ci riusciamo, è sempre un problema di struttura societaria, di mancanze di figure intermedie, di gente che sta là, se vede un malumore lo riporta e aggiusta, qualcuno che se un giocatore deve dire una cosa all'allenatore non lo deve dire per forza direttamente, può fare da tramite, sono tutte figure importantissime e io non lo dico per così, solo per intuizione mia, io parlo con gente che è stata nell'ambiente calcio, che ha lavorato nel calcio, giocatori di tutte le categorie, giornalisti, ex allenatori, e quello è importante, dovete confrontarvi con quei personaggi là, non solo col giornalaio che sul click ci fa i soldi, perché lui scriverà qualsiasi cosa. Fedele ha scritto pur di farsi cliccare, Dem è stato il peggiore del Napoli. E che vogliamo parlare? Se lui non scrive così, poi dopo vai a leggere il migliore a livello di dinamismo, ma tatticamente, vabbè, tutto quello che vuoi tu, ma hai fatto il titolo per farti cliccare e per dire tu non stai buono. Allora questa gente qua, noi non la dobbiamo
capito, non dobbiamo dare adito questi a fare sempre titoli del genere, perché così anche quando non siamo d'accordo loro ci hanno guadagnato sopra. È il male del Napoli così. Quindi noi dobbiamo essere equilibrati, aspettare sempre comunicazioni ufficiali. Vorrei che il Napoli intervenisse prontamente su queste cose qua. È stato fatto un po' tardivo, è stato fatto parlando di Edoardo, di Chiavelli, non si parla di Giuntoli, quindi può essere, adesso si dirà, De Laurentiis è scontento di Giuntoli probabilmente perché non è stato citato, piena fiducia all'allenatore, ma non si parla dei giocatori ovviamente, ma si possono fare speculazioni anche su questo tipo di dichiarazioni ufficiali, e resta in piedi, ragazzi, che se il Napoli dovesse, corna facendo, uscire dalla Coppa Italia e poi steccare il Parma, il Genoa, eccetera eccetera, è chiaro che qualcosa potrebbe sempre accadere da parte di Gattuso o da parte di De Laurentiis. Io ho detto, secondo me Gattuso è il tipo che si dimette pure se vede che i giocatori non lo seguono, però se non è così, se è stato solamente un caso isolato, quello di Verona, dove lui dice i giocatori non hanno seguito il piano gara e lui crede che i giocatori possano fare quello che lui ha in testa adesso che tornano piano piano elementi chiave, si può andare avanti. Stiamo lì, stiamo facendo una tragedia per un periodo di involuzione evidente che si vede e si registra, ma che hanno tutte le squadre a giornate alternate. L'unica che aveva garantito continuità era il Milan, e comunque adesso si trova in difficoltà perché comunque ha perso con la Juventus e ha perso con l'Inter, una dietro all'altra, e vediamo se questo caso Ibra si può creare o no. Non lo so se si creerà, noi siamo bravi a crearlo, ma in tutte le squadre, come ho detto nei precedenti video, Gomez, Dzeko, Pirlo con tutti i suoi centrocampisti che non sa chi ha da mettere, eccetera eccetera, la Lazio, l'Inter con i stipendi che non vengono pagati, la società così, insomma tutti quanti attraversano periodi così, e se tu dimostri forza a livello societario li superi e vai avanti le difficoltà, perché il calcio è saper gestire i momenti di difficoltà che arrivano a prescindere sempre, e poi premere sull'acceleratore quando invece stai bene e sfruttare le occasioni. Questo è il calcio, mi sembra una cosa evidente. Lo manteniamo breve perché tengo che fa. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa situazione, se hanno fatto bene, se hanno fatto male, se Gattuso out, se Chiavelli o mostro è il male del Napoli. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, che poi lui vi dice cosa fare. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.